Punti di platino in palio tra Caggi e Aci Sant'Antonio, penultimo atto del campionato. La capolista, che ha inanellato un filotto di 6 vittorie consecutive, deve fare i conti del Caggi, che invece vogliono suggellare l'impresa di mantenere il titolo di promozione. Campo principale il Valentino Mazzola, fondamentali anche gli incroci in terra etnea tra Caladabbiano e Polisportiva Nicosia e Aci Catena e Real Aci, mentre nelle retrovie giocano in casa sia Real Sultano che la Polisportiva Sant'Alessio, che precedono in classifica proprio il Caggi. L'11 giallogranata: Vecchio, Santitto, Campanella, Donato, Giuseppe Mannino, Criado, Brunetto, Adriano Mannino, Bambara, Loiagono e Scalisi. Possiamo partire con le immagini a cura di Francesco Morabito col film del primo tempo. Dopo 2 minuti l'Aci Sant'Antonio, pallone che viene messo all'indietro per Catania, c'è la parata di Vecchio in calcio d'angolo. Al quarto ancora la capolista, il lancio di Marrone per lo stesso Catania, che scappa sul filo del fuorigioco, l'aggancia elegantemente, se la sistema, piazza col destro il colpo dello 0-1. Aci Sant'Antonio avanti a Gaggi, minuto 7, ennesimo lancio per Catania, si sfrutta la sua velocità, ancora seminata la difesa del Caggi, va al tentativo da posizione defilata, cerca il pallonetto, trova solamente la traversa, e però il preludio al gol del 2-0, calcio d'angolo, girata sul primo palo da parte del solito Catania, che fa doppietta e fa 0-2. Minuto 19, il Caggi, la prima offensiva, la palla è per Scalisi, il cross in zona Bambara che colpisce al volo, l'acrobazia avrebbe meritato sicuramente miglior solte. 23esimo, gigioneggia vicino l'area di rigore il Caggi, che perde il possesso, per poco non ne approfitta Catania, che stavolta conclude fuori. Arriviamo fino al 25esimo, lancio lungo per Scalisi che scappa alla difesa dell'Aci Sant'Antonio, si invola verso la porta, entra in area di rigore, cerca la conclusione facile per l'estremo difensore Moschella. Minuto 28, il Caggi rimane anche in 10 uomini, viene infatti segnalata questa sbracciata di Loiagolo su Dadone con un cartellino rosso, e dunque la formazione padroni di casa è sotto di 2 uomini e anche inferiorità numerica, prova ad approfittarne subito l'Aci Sant'Antonio. Dadone impegna Vecchio in calcio d'angolo, finisce così il primo tempo al Valentino Mazzola. Caggi sotto di 2 reti contro l'Aci Sant'Antonio, fin qui decide la doppietta realizzata da Catania. Minuto 45, Sagli Imbeni per Bambara, 10 minuti più tardi De Natale per Brunetto, al 62esimo entra Franco per Donato, 65esimo lancio lungo in zona Leotta che controlla il pallone, se lo porta sul mancino, prova ad incrociarlo, mette sul fondo. Minuto 70, esce Campanella al suo posto Riccina. Minuto 72, la palla è come sempre per Catania che crossa sul primo palo dove c'è la girata di Calarco direttamente fuori. 75esimo, pallone all'indietro per il solito Catania, il suo tentativo viene però sporcato dal compagno Calarco, che trova così il gol dello 0-3. 78esimo, cross di Moschella per la testa di Calarco, c'è la risposta da parte di Vecchio che evita il poker. All'80esimo tocca a Dallura per Scalisi, al minuto 85 arriva anche il poker della formazione capolista del girone con lancio in area per D'Amico, il controllo perfetto e poi l'imbucata mancina. 0-4 allora al Valentino Mazzola, finisce così la gara. L'Aci Sant'Antonio conquista i 3 punti sul Caggi. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.